Marta Haney e Juan Luna Kelser sono esperti di turismo. A Washington, alla Stanford University, sono rispettivamente il direttore del Centro per il Turismo cosiddetto responsabile ed ecosostenibile e docente e consulente dello stesso organismo. Ad Agrigento hanno trascorso 6 giorni, invitati dal presidente della Fondazione Agire Insieme, Salvatore Moncada, per analizzare il territorio, conoscerne le peculiarità e la storia, visitare i luoghi di maggiore interesse come la Valle dei Templi, la costa, il centro storico, le riserve naturali della provincia, i centri culturali, alcune strutture ricettive, ma soprattutto incontrare gli attori dello sviluppo turistico. Hanno ascoltato e preso appunti. Adesso il loro compito commissionato dalla Fondazione Agire Insieme sarà quello di elaborare un progetto di sviluppo turistico che potrebbero presentare già nel prossimo mese di febbraio. Gli esperti americani hanno confermato le enormi potenzialità turistiche di Agrigento, ritengono che non siano necessari gli investimenti delle grandi catene alberghiere internazionali né tantomeno il passaggio delle grosse navi da crociera, bensì ottimizzare quanto già esiste. E non è indispensabile neppure la realizzazione di un grande aeroporto. Sarebbe sufficiente uno scalo regionale che consenta ai turisti atterrati a Palermo o Catania di giungere in pochi minuti ad Agrigento in aerotaxi. Ciò che occorre è fare sistema. There's many things to do still here. Innanzitutto crediamo che bisogna creare un sistema, cioè sono tante le cose da fare, ma innanzitutto riteniamo che si debba creare un sistema tra il settore pubblico e privato, che bisogna, dal momento che oggi il turismo è molto segmentato, che bisogna creare un turismo per diversi target di riferimento, quindi che si trovano non solo nella città di Agrigento, che risulta essere un hub, ma nei prodotti che vengono offerti immediatamente nelle vicinanze della città, e quindi creare un turismo di avventura, un turismo per un turista di avventura appunto naturale, culturale, segmentare l'offerta. Gastronomy, eccetera. Siamo convinti che un turismo sociale responsabile si possa sviluppare ad Agrigento. Noi cercheremo di allungare i tempi di permanenza del turista ad Agrigento, cercando di sfruttare le potenzialità locali, quindi dando un impulso economico alla città di Agrigento, sfruttando talento e capitali locali. Per la Fondazione Agire Insieme la collaborazione degli esperti è importante per un'analisi complessiva del settore turistico che consentirà di programmare interventi mirati, come afferma la componente della Fondazione, Valentina Calì. Con un occhio esterno è possibile valutare quelle che sono delle carenze che a volte a noi che viviamo quotidianamente questa realtà non sono evidenti. I consigli dei nostri esperti saranno preziosi, saranno sviluppate tutta una serie di proposte perché si possa migliorare la situazione attuale. Arrivano dei progetti alla Fondazione? Sì, alla Fondazione sono già arrivati alcuni progetti che sono in corso di esame. Si prende in considerazione tutto ciò che può essere utile per lo sviluppo del nostro territorio.